Buongiorno, buon lunedì. Siamo all'indomani dell'ennesima purtroppo sconfitta per il Catania, per restare chiaramente in casa rosso-azzurra, mentre invece per quanto riguarda il Messina la salvezza, parliamo di Serie C sempre, ormai è stata acquisita. In casa Palermo invece ormai l'obiettivo è il miglior piazzamento nei play-off. Questo è questi sono i temi del nostro anteprima corner di oggi. Per parlare di Catania mi collego subito con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Siamo davanti. Sì, Alessandro, ci si trova davanti a quello che probabilmente, se non il peggiore, ma è uno dei peggiori, scenari che si potessero immaginare, cioè con la necessità, con l'obbligo di vincere la prossima partita per stare sereni e comunque in caso di mancata vittoria aspettare i risultati che arriveranno dagli altri campi. La situazione del Catania in chiave play-out si è complicata maledettamente dopo l'ennesima sconfitta, ricordiamo in trasferta nel girone di ritorno, dove il Catania in questo scorcio di campionato ha messo insieme soltanto un misero punto, passatemi questo termine. È uno scenario adeguato al valore di questa squadra. Tu hai detto lo scenario peggiore della squadra peggiore della storia del Catania in Serie C, perché di questo parliamo, in fatto di numeri: 17 sconfitte in Serie C è un record negativo storico per il Catania. E questo ci deve fare ancora una volta riflettere su questa stagione, che certamente lascerà degli strascichi indipendentemente da come andrà a finire, perché è troppo eclatante, troppo infarcita di errori per passare inosservata dalla cabina di comando, quella di Rospelligra, che sicuramente ieri avrà provato disgusto per questa ennesima figuraccia in quella che doveva essere la partita insomma, della certificazione della permanenza e quindi dei playoff, e che invece è diventato un incubo che durerà almeno fino a sabato, quando, come giustamente dicevi tu, il Catania avrà sicuramente il compito più complicato di tutte le altre pericolanti. Mentre ieri credo che quella col Sorrento fosse la sfida più abbordabile nel novero di tutte le squadre coinvolte nel discorso retrocessione, sabato il Catania si sposterà sul versante opposto, avrà la partita più complicata, che diventa complicata anche in funzione dei risultati di ieri nella parte alta della classifica, perché l'Avellino ha perso a Taranto e il Benevento, battendo il Latina, lo ha agganciato e quindi è in lotta per il secondo posto, che sappiamo quanto valga poi nella griglia dei playoff. E stiamo parlando appunto della formazione allenata da Gaetano Luteri, forse l'organico più ricco di tutta la Serie C dei tre gironi. Quindi una squadra di un livello e di un valore in grado di impensierire chiunque, a maggior ragione questo Catania, se è il Catania che abbiamo visto ieri o se è il Catania che abbiamo visto per esempio contro la Virtus Francavilla. E questo è il rammarico più grande. C'è due occasioni buttate nel cestino, bastavano anche due pareggi, uno a Francavilla e uno ieri, anche se ieri il Catania avrebbe dovuto affrontare questa partita per vincerla, per chiudere il discorso, avendo anche un contesto ambientale tecnico ideale, in uno stadio praticamente vuoto, con un Sorrento magari più contento della salvezza che proteso alla ricerca di una posizione in vista playoff. E il Catania è stato lì passivo, aspettando chissà che cosa, non ha mai tirato in porta, nel primo tempo ha già rischiato due volte di capitolare, e forse anche la settimana che ha preceduto la partita col Sorrento è stata una settimana da un punto di vista strategico, a mio avviso, gestita male, perché insomma se il vocale di Zeoli è stato archiviato con un comunicato di scuse da parte del solo allenatore, è evidente che insomma non è stato il segnale migliore che si potesse dare all'esterno
in vista di questa partita, perché comunque o esoneri Zeoli per il contenuto di quel vocale, o se decidi di confermarlo, comunque gli devi dare anche un supporto a 360 gradi, quindi quel comunicato o era a firma della società che insomma esplicitava di aver chiarito, di aver ricomposto queste così, fratture all'interno dello spogliatoio e di avere piena fiducia nell'allenatore, oppure doveva esserci anche un comunicato da parte dei giocatori, da parte del capitano del Catania, da parte di Chiricò. E in questo modo io credo che Zeoli non si è sentito protetto e sicuramente questo non è un bel segnale Alessandro, nell'ottica di quella partita, Angelo. a proposito di questo, sentiamo cosa ha detto ieri Zeoli nel post gara, piuttosto diciamo ancora eravamo praticamente appena 10 minuti dopo la sconfitta, ma si vedeva tutta l'amarezza chiaramente che traspariva anche dalle sue parole. Sentiamo. Siamo stati passivi in attesa degli eventi, sapendo benissimo che con una vittoria potevamo chiudere il discorso, però bisogna anche essere onesti, se il giorno di ritorno abbiamo fatto un punto, e il secondo tempo poi io credo che bisogna rimanere sempre in partita, nel senso pure sul 2-0 rimanere in partita, perché basta poco riaprirla. Abbiamo preso quel terzo gol in contropiede per non calciare in porta, abbiamo preso il terzo gol, poi a recuperare 3 gol mi sembra esagerato. Tenendo il 2-0 le partite sono sempre aperte, ma noi domenica abbiamo un'altra possibilità, ne abbiamo avute tante, le abbiamo fallite, vediamo cosa dirà il campo e poi bisogna essere anche realisti e onesti. Insomma, mi sembrano chiare le parole di Zeoli, molto, molto realista anche lui per quella che è la situazione del Catania. Cosa possiamo salvare? Se c'è qualcosa da Anche salvare? perché, sì, scusi Angelo, perché voglio tornare al volo sul vocale e poi parliamo anche magari di qualche valutazione tecnica. Dico, il contenuto di quel vocale non sarebbe mai esistito se sul caso Chiricò a Torre del Greco la società fosse intervenuta immediatamente prendendo dei provvedimenti nei confronti di Chiricò, perché poi Zeoli in quel vocale sostanzialmente evidenzia di essersi sentito solo nella gestione del caso Chiricò in quel frangente, e quindi dobbiamo fare anche un ragionamento che ci porta anche più indietro sul fatto che il Catania, l'ultimo provvedimento disciplinare nei confronti di un suo tesserato, lo ha adottato in occasione della partita esterna con il Monterosi nel girone d'andata, quando ancora c'era Tabiani, ma quando c'era un direttore sportivo c'era Antonello Laneri, e in quella circostanza, vi ricordate, Giuseppe Rizzo fu escluso per un paio di settimane a seguito appunto di alcune intemperanze tra lui e Tabiani. Abbiamo tempo, Alessandro, dico, su questi argomenti abbiamo tempo di soffermarci stasera. Sì. Assieme no, era per completare il ragionamento di prima. Certamente. Quindi il Catania che non è più intervenuto da un punto di vista disciplinare da Monterosi Catania in poi, non assumendo nel suo organigramma un nuovo direttore sportivo al posto di Laneri. Beh, questo è un altro aspetto. Stasera cercheremo di mettere in evidenza quali sono le possibilità, qual è, diciamo, cercheremo di tracciare tutte le ipotesi per cui il Catania alla fine sarà una trasmissione da mal di testa. Esattamente, potrebbe riuscire a salvare diciamo, la categoria direttamente senza passare dai play-out. Staremo a vedere questa sera. Intanto però di ieri salviamo qualcosa, mi pare di poter dire che c'è un giocatore solo Cianci e Chiarella. Però tu hai fatto una segnalazione per Cianci, mi pare di poter dire, vediamo il top del match. Ne ha realizzati 2 gol, ma è chiaro che anche Marco Chiarella ha dato il suo contributo, perché in entrambe le occasioni ha fornito l'assist all'attaccante barese del 96, 1,96 di altezza, mancino, in campionato 13 presenze e 4 gol.
purtroppo ha realizzato gol in partite in cui il Catania ha sempre perso, è sempre in trasferta, e la statistica, vedete sul lato destro, dice che non ha ancora realizzato gol al Massimino. Allora, Ci si chiede perché ieri non abbia giocato da titolare, contrariamente alle partite in cui Zeoli lo ha schierato in tandem con Di Carmine nelle precedenti uscite. parleremo anche di questo, Alessandro, tutto questo stasera a partire dalle 20:45 su Telecolor con la versione stessa di Corner. Dico anche che stasera nel corso di Corner regaleremo ai nostri amici telespettatori 10 biglietti a chi sarà più lesto con diciamo, la messaggistica, dal momento in cui lanceremo chiaramente questa possibilità legata a un gol per la solidarietà alla partita di beneficenza che si giocherà al Massimino il prossimo 24 aprile, mercoledì mattina, organizzata da Luca Napoli. Ne parleremo stasera di questo. Intanto ti saluto, Alessandro. Angelo. Ci vediamo più tardi, ci ritroveremo più tardi. Intanto adesso ci fermiamo, dopo collegamenti con Palermo e con Messina. E adesso 10 minuti dedicati a Palermo e Messina. Cominciamo dal Palermo che ha cambiato allenatore, però nonostante l'arrivo di un nuovo tecnico questa squadra non ha superato i vecchi problemi e continua a non vincere. Per questo parlo subito con il collega Marco Gullà, mentre nel frattempo, buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Saluto anche Sergio Colosi che vedo collegato. Buon pomeriggio Sergio, anche a te. Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti. Bene, torno da te fra non molto, intanto volevo capire qualcosa di più di questo Palermo con Marco Gullà. Angelo, hai detto bene, continua a non vincere, perché tu pensa che in 9 partite, nelle ultime 9 partite, il Palermo ha vinto una sola volta e lo ha fatto nel campo del Lecco, ultima in classifica. Quindi questo problema c'è la con Corini, ma c'è anche con il nuovo allenatore, appunto Michele Mignani, che ha sì, insomma, collezionato 3 pareggi, quindi non ha perso, però sicuramente in determinate partite, soprattutto quella, non dico quella contro il Parma, ma quella della settimana scorsa contro il Cosenza, andava vinta. Ecco, insomma, il problema di fondo è questo, che questa squadra quindi continua a non vincere, ormai si è assestata in zona playoff, è al 6° posto. Ovvio che l'obiettivo minimo è lì alla portata, perché l'obiettivo minimo del Palermo quantomeno è raggiungere i playoff, avendo i benefit, tra virgolette, di giocare in casa e soprattutto di poter passare il primo turno anche pareggiando il match contro la 7ª o l'8ª. Quindi questo, insomma, è il cammino del Palermo nelle prossime 4 giornate. Una sorta di match point sarà quello di sabato alle 16:15 al Barbera contro la Reggiana. Se il Palermo dovesse vincere, quindi centrare la vittoria contro comunque una formazione ampiamente alla portata della squadra siciliana, allora lì potrebbe sicuramente ipotecare il 6° posto, chissà, magari iniziare ad avvicinarsi al Catanzaro che dista soltanto 3 punti dal quinto posto. Possiamo vedere la classifica nel frattempo, mentre parli abbiamo anche la possibilità di vedere la classifica di Serie B, una classifica che ci... Cambia poco Angelo, tra il 6° e il 5° posto cambia poco, perché comunque entrambe giocheranno il primo, sia la 5ª che la 6ª giocheranno il primo turno playoff in casa. In questo caso il Catanzaro affronterebbe la Sampdoria, il Palermo invece se la vedrebbe contro il Brescia. Guarda, messa così probabilmente ti dico forse è meglio che il Palermo finisca 6°, visto che comunque la Sampdoria è certamente un cliente più ostico del Brescia. Non credo che il Palermo possa in 4 giornate fare 12 punti e soprattutto agganciare il 4° posto che è della Cremonese, quindi insomma diciamo che il campionato del Palermo è virtualmente concluso, la prima parte, perché poi si dovrà ovviamente giocare la Kermesse, si dovranno giocare ovviamente i playoff, che sono un campionato a parte. Lucioni ha detto abbiamo le qualità, possiamo vincere, soprattutto dobbiamo iniziare a credere in noi stessi. Qual è la situazione dello spogliatoio? Mi riferisco all'infermeria, se ci sono giocatori che saranno indisponibili per la partita di sabato prossimo o altrimenti c'è qualcuno anche squalificato. Insomma, ci fa il quadro dei disponibili?
Sicuramente Di Mariano è indisponibile, Angelo, perché ha rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio, 19 punti di sutura per lui proprio in occasione della gara contro il Parma, però non c'è lesione, quindi questo è sicuramente un fattore positivo. Di Mariano dovrebbe rientrare proprio per i playoff, così come c'è tanto mistero sulle condizioni di Ranocchia, che aveva cambiato il Palermo. Il Palermo, quando era in campo con Ranocchia, era un'altra squadra. Da quando è uscito lui il Palermo non ha più vinto, quindi sicuramente era il quid in più della formazione rosanero. Ranocchia al momento ancora non è rientrato, probabilmente non rientrerà nemmeno con la Reggiana. Di certo c'è che comunque il calciatore verrà recuperato quantomeno per l'ultima o la penultima giornata di campionato, prima ovviamente della kermesse dei playoff. Una settimana di lavoro, Mignani poco cambierà perché vuole insistere sugli uomini che in questo momento ha scelto sia per la gara contro il Cosenza che per il match contro il Parma. Eccezione fatta ovviamente, come dicevo poc'anzi, per Di Mariano. Insomma, il telaio sembra quello. Grazie a te, grazie, buon lavoro a Marco Gullaci, racconterai e seguirai il Palermo nel corso della settimana durante i telegiornali. E adesso vado da Sergio Colosi, in riva allo Stretto stamattina c'è più serenità, la salvezza è di fatto ormai messa in cassaforte, la permanenza in Serie C tra i professionisti per il Messina è garantita, nonostante un campionato dalle due facce, una prima parte magari certamente da dimenticare, poi però Modica ha saputo rimettere insieme, diciamo, quello che aveva della sua squadra con tanti giovani e grande buona volontà, ha lavorato bene e devo dire meritatamente ha conquistato questa salvezza. Sintesi perfetta, Angelo, perché non c'è dubbio che è stato il valore aggiunto di questa salvezza del Messina, che lo ricordiamo, ma lo hai appena detto, oltre ai giovani aveva degli esordienti che provenienti dalla Serie D, come nel caso di Frisena, che poi è stato uno dei migliori, o Salvo anche lui tra i migliori, che oltre alla giovane età appunto non avevano esperienza di terza serie. È un Messina tra l'altro che ha fatto affidamento per quanto riguarda le prime punte soltanto su Plesce e su Luciani, per cui un organico che invece poi in corso d'opera è riuscito a trovare i gol di Emmausso. Con quello di ieri sono stati 10 di altri giocatori che magari non ci si aspettava a questi livelli, come lo stesso Marco Zunno, che ne ha realizzati 7 e dopo la partita di sabato prossimo però tornerà al mittente, cioè alla Cremonese, per cui è stato un Messina che è sempre figlio di quella che è la gestione societaria del suo presidente Pietro Sciotto, che ha beneficiato, diciamo, di quello che ha costruito Modica insieme ai calciatori, che hanno fatto gruppo anche nel momento delle difficoltà, nel momento in cui non si vinceva completamente, difficoltà che non sono mancate anche ieri nel primo tempo, quando il Messina era sotto per 1-0 e per tutta la prima frazione ha rischiato soltanto di subire il raddoppio senza creare nulla. Nella ripresa invece c'è stato un altro Messina che è riuscito a recuperare la partita, a sorpassare il Potenza prima del definitivo 2-2, che ha consentito alla formazione giallorossa appunto di salvarsi matematicamente, di garantirsi il quarto campionato in Serie C. Prima di dirti la linea, però è doverosa la parentesi che da parte dei tifosi della Curva Sud della contestazione nei confronti del presidente Pietro Sciotto, che è partita subito dopo il gol del Crotone contro il Monopoli, il 2-1. Ricordiamo il Messina si sarebbe salvato anche in caso di mancata vittoria del Monopoli a Crotone. Al San Filippo il Messina pareggiava 1-1 in quel momento, ma appena il Crotone ha realizzato il 2-1 è partita una contestazione nei confronti di Pietro Sciotto. Ovviamente ne abbiamo parlato per tantissimo tempo, i temi li potete facilmente immaginare. Sentiamo le parole di Giuseppe Salvo, difensore del Messina. Sono contento perché è arrivato questo gol importante, credo sia il sogno di ogni giovane messinese che gioca a calcio, quindi sono contento per questo, ma soprattutto perché è arrivata la salvezza, che è meritata. Abbiamo passato dei momenti difficili, abbiamo affrontato tante difficoltà, però siamo riusciti a salvarci e questo è l'importante. Segnare il gol qui in casa al Francoscoglio per me è chiaramente un'emozione indescrivibile. Abbiamo iniziato malino, direi, loro ci hanno schiacciato i primi 15-20 minuti, abbiamo subito il gol, però
È chiaro che noi sappiamo che non meritavamo quel risultato per le qualità che abbiamo, per quello che abbiamo dimostrato quest'anno. Nel secondo tempo abbiamo attaccato di più, abbiamo spinto di più, poi sono usciti fuori quelle che sono le nostre forze, comunque riuscendo a trovare il pareggio e poi il vantaggio. Poi su una distrazione abbiamo subito il gol del 2-2, ma tutto sommato è stata una bella prestazione. Abbiamo un minuto per proiettarci sull'ultima di campionato, Sergio, che il Messina giocherà in trasferta. Giocherà a Monopoli contro un avversario che ha necessità assoluta di fare i 3 punti. Il Messina proprio voleva evitarsi questo scontro diretto, sarà il 4º consecutivo in chiave salvezza, però voleva evitare di doversi decidere la propria salvezza all'ultima giornata, ed è stato così. Rientreranno anche Lia e Frisen per fine squalifica, hanno scontato un turno di squalifica, potrebbe esserci ampia scelta per il tecnico Giacomo Modica, ma conterà a vedere soprattutto quelle che saranno le motivazioni di una squadra che ha speso tanto nel corso di questi mesi. Grazie, buon lavoro a Sergio Colosi, ci racconterai dell'avvicinamento a questa sfida durante la settimana nei telegiornali. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento a stasera con Corner 20:45 Telecolor. Buon pomeriggio.